Allora, sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e particolare perché anche se in questi 2 o 3 giorni si sentivano determinate situazioni legate al Mazzara, io l'avevo detto ai ragazzi, Mazzara è una società ambiziosa, è una piazza importante, quindi chi gioca da parte loro faranno una grande partita e metteranno il cuore. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa, non dobbiamo dimenticare che veniamo dalla promozione, quindi per noi è un cammino che stiamo facendo abbastanza bene. In campionato stiamo facendo grandi cose, ora abbiamo fatto una grande semifinale di andata di Coppa, però non è ancora chiusionente perché il ritorno sarà un'altra battaglia sportiva e può succedere di tutto. Io cercherò di tenere alta la concentrazione, anche se 1-0-3 è un risultato molto importante, però saranno altri 95 minuti di battaglia sportiva perché uno dei nostri obiettivi ormai è quello di andare in finale di Coppa, quindi siamo sulla strada giusta e cercheremo di raggiungere questo obiettivo. Sì, penso che se non ci sono problemi burocratici dovremmo giocare nel nostro nuovo stadio che ci daranno in questi giorni. Per questo io voglio ringraziare la società, i ragazzi. I complimenti vanno a loro perché è da 4 mesi che ci alleniamo in un campo lontano 20 km da Castelbuono, giochiamo sempre fuori casa e se abbiamo fatto dei buoni risultati soprattutto è merito della società che non ci fa mancare niente. Nel nostro piccolo stiamo cercando di rispettare i piani e i ragazzi che fanno tanti sacrifici. Voglio anche dire che secondo gli addetti ai lavori noi abbiamo l'ultimo e il penultimo budget di eccellenza. Questo significa che si sta facendo un gran lavoro, ce la giochiamo ogni domenica, veniamo da un percorso di crescita continuo. Il nostro obiettivo è la salvezza e come hai detto poco fa tu, se riusciamo a fare bene queste 2 partite e il ritorno della semifinale di Coppa che dovremmo fare in casa, poi ci giochiamo la finalissima il giorno 20 gennaio. E per noi è già un sogno, perché ripeto, questa squadra è una neopromossa, con il budget più basso dell'eccellenza e sia in campionato e sia in Coppa ci stiamo facendo rispettare. Quindi continuiamo così, però non abbiamo fatto niente, il nostro obiettivo è salvarci, il nostro obiettivo è lavorare giorno dopo giorno, il nostro obiettivo è fare bene nella partita di ritorno della semifinale di Coppa. Giocheremo contro un'altra grandissima squadra, una squadra che è stata costruita per veleggiare nei piani alti della classifica. In questo periodo abbiamo giocato contro Mazzarese, Mazzara 46, Misilmeri, Nissa, oggi una semifinale di Coppa. Veniamo da un percorso molto pesante. Ho qualche acciaccato, vediamo di riuscirlo a recuperare per sabato perché affrontiamo sabato una grande squadra. L'Athletic Palermo è una grande squadra, anche se anche loro hanno superato un periodo di alti e bassi, però sappiamo che è importante andare a fare il risultato lì perché, ripeto, noi dobbiamo guardare quella soglia della salvezza e poi vediamo quello che ci prendiamo. E anche sabato sarà una battaglia. Sì, noi lavoriamo insieme dal 31 luglio. Anche per questo voglio fare i complimenti al direttore sportivo Ivano Vetere che con un budget piccolissimo ha costruito una bella squadra, una bella realtà. Abbiamo cercato di guardare prima l'aspetto umano, abbiamo cercato uomini prima di giocatori e poi sul discorso dello spessore caratteriale abbiamo cercato le caratteristiche che secondo me possono fare bene con il mio modo di interpretare il calcio. I ragazzi lavorano, hanno una grandissima fame, molti di loro, come hai detto poco fa, sono al primo anno in Italia, alcuni vengono da stagioni altalenanti, quindi per loro è tutta una rivalsa. Noi lavoriamo con grande voglia e intensità perché per loro sanno che se quest'anno fanno bene è una cosa che si porteranno più avanti, quindi innanzitutto devono fare bene per loro e poi soprattutto bene per i compagni, perché costruire un grande gruppo è la base per poi mettere le capacità tecnico-tattiche. Come dicevi poco fa tu, sì, noi piace tenere palla, fare il nostro possesso. Poi ci sono partite in cui giustamente ci adattiamo anche all'avversario con le caratteristiche tecnico-tattiche dell'avversario, però la nostra identità è quella, se è possibile giochiamo palla, stiamo corti, andiamo alla regressione e poi come vedete dentro il campo i ragazzi, anche se oggi non abbiamo fatto una grande partita e per questo voglio fare i complimenti anche al Mazzara perché ripeto, in poco tempo si è ripreso e almeno ha battagliato, ci ha reso la vita difficile e questo va dato atto ai ragazzi del Mazzara, però noi siamo venuti qua consapevoli che dovevamo fare bene e questo percorso di crescita sta andando avanti.